Tutto pronto per la sesta. 4 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera, 11 dietro le ali della macchina. All'1 Ellero, Andrea Farolfi, 2 M Stella, Sandro Capenti, 3 Excellent Ban, Andrea Vitagliano, 4 Ele Lamborghini, VP dell'Annunziata, 5 Amadei Prav, Lamberto Guzzinatti, 6 Empireo, Manuel Pistone. Seconda fila 7 Emilia, Carmine Piscuoglio, 8 Echebel Jet, Daniele De Muru, 9 Electra, Maurizio Cheli, 10 Eva Light, Lorenzo Talpo, 11 Emily SSG, Davide Cangiano. Macchina inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si parte con lotta per il comando, è veloce Empireo che prova ad andare davanti, al suo interno Amadei Prav, poi in corda M Stella. Empireo che insiste, prova ad andare su Amadei Prav, la quale però sembra intenzionata a correre al comando, cerca di ripiegare in seconda posizione Empireo, che però non riesce a parcheggiarsi avanti ad M Stella. Seconda pariglia così per Excellent Ban, mentre ritorna con decisione Empireo, che questa volta ottiene il via libera da Amadei Prav. È stato un po' di strappo per andare al comando, ma dopo 400 metri in 29,2 Empireo è leader. Seconda posizione per Amadei Prav, di fuori Excellent Ban. Provano in diversi ad andare a fare le pariglie, ci sono schermaglie tattiche con Excellent Ban che è rimasto di fuori. Emily SSG che sembra voler puntare per un attimo in terza corsia, poi Excellent Ban fa capire che vuole rimanere lui a lato di Empireo. Quando se ne vanno 800 metri di corsa, che il leader passa in 1 minuto e 5 decimi. Empireo al comando nei confronti di Amadei Prav, Excellent Ban allo scoperto, Emily SSG in pariglia. Terza in corda è M Stella che precede Ele Lamborghini, terza pariglia esterna per Ellero. Il chilometro in 1:15,8. Empireo che si mantiene in evidenza, prova a scattare in terza corsia Emily SSG, Excellent Ban sempre di fuori, poi M Stella che guadagna posizioni lungo lo steccato in mezzo alla pista. Ellero a 400 dalla conclusione, Empireo è in vantaggio, Ellero viene in quarta corsia, Empireo che prova ad allungare, sempre seguito da M Stella, a metà della piegata conclusiva Empireo in vantaggio nei confronti di M Stella, Ellero che prova ad arrivare ma è larghissimo a 200 dalla conclusione. Empireo entra in retta d'arrivo in vantaggio, deve vedersela con M Stella, Empireo in vantaggio con un paio di lunghezze nei confronti dei rivali, arriva forte Ellero insieme ad Ele Lamborghini, ma è tardi perché Empireo porta a casa la vittoria nei confronti di M Stella. Al terzo posto Ellero, 29,4 ad arrivare, 1:14,3 ragguaglio cronometrico, successo di Empireo. Manuel Pistone in salchi per il training del fratello Giuseppe, i colori del signor Giovanni De Romedi. Ritorna alla vittoria il figlio di Oasis B in percorso di testa nonostante il 6, la vittoria di Empireo. Manuel Pistone.